Stavo lavorando, è venuto lui, non so, mi ha tirato un bastone al colpo, mi chiedeva soldi. Ho detto che soldi? E dopo nessuno poteva avvicinare lui, mi ha rotto tutti i vetri, biciclette, bastoni, ferro, tutto mi ha lanciato e dopo mi ha fatto male anche lì e mi chiedeva soldi. Lui lanciava i vetri anche, quello che voleva avvicinare lui lanciava tutti i vetri. Racconta minuti concitati Zahir, titolare con il padre e il fratello di questo internet point in via Zenson, a ridosso dello stadio di Treviso e a pochi passi dal put. Sono le 11:30 quando un connazionale bengalese di 28 anni entra nel negozio usato per il trasferimento di denaro all'estero, chiedendo dei soldi. Al diniego scatta la furia. L'uomo getta addosso al bancone una bici trovata nelle vicinanze, un paletto, usa delle catene e un coltello. L'internet point viene devastato, la macchinetta del caffè buttata a terra, ci sono vetri ovunque, un coccio viene utilizzato per minacciare di morte Zahir e alcuni passanti, tra loro si trova un fotografo della tribuna di Treviso che riprende la scena, parte l'allarme, arrivano gli uomini della questura. Lui è uscito fuori con vetro, con coltello in mano. Vuole attaccare tutti quanti, spaccato fino in strada, qua. Solo chiede soldi, dammi soldi, dammi soldi. Come un rapina. Vai qualcuno vicino, lui fa vedere coltello, deve uccidere, così non viene avanti nessuno, è spaccato tutto vetro, anche chi va vicino fa così vetro, questa roba. La fuga del 28enne rocambolesca, con il coltello addosso si dirige verso il put, lo attraversa e qui viene braccato dagli agenti della polizia che prima cercano di calmarlo, poi lo arrestano, fasi delicate registrate dalle nostre telecamere. Dalle testimonianze raccolte il giovane uomo non è un volto nuovo, ma mai si era comportato in questa maniera. Non penso che era bevuto. Sono danni molto grossi questi. Sì, danni molto grossi, sì. Tu l'avevi mai visto, l'hai conosciuto, era un cliente? Non è un cliente, veniva qua ogni tanto a prendere un caffè e dopo se ne andava. In questura sono stati sentiti sia Zahir che il 28enne, sul quale sono in corso accertamenti sulla sua posizione. Di sicuro dovrà rispondere di tentata rapina, danneggiamenti, minacce, e a parlare è anche il fratello di Zahir. Da 11 anni che stiamo qua. Mai successa una cosa È successo così, qualcosa di genere. 11 anni che siamo qua.